Ancora una sconfitta romana per il Veneto, ma soprattutto per chi lavora nei grandi centri commerciali. La Corte Costituzionale ha infatti respinto il ricorso contro le aperture domenicali indiscriminate nella grande distribuzione. Don Gianni Fazzini, direttore della pastorale della Diocesi di Venezia per gli stili di vita, non l'ha presa bene. Togliendo ogni regola è stata fatta una scelta politica dalle conseguenze inaccettabili. I piccoli commercianti non reggono. Capita che le commesse fanno orari disumani. Capita che le famiglie non hanno più il senso della domenica. Tutto si fa alla ricerca del vantaggio economico. Per far aumentare di qualche grado il PIL si manda in malora tutto un aspetto umano profondissimo. Questo è il liberalismo. Mentre la raccolta di firme per una legge che regoli diversamente il sistema va avanti, Don Gianni commenta il provvedimento del governo che permette l'apertura di 1000 sale per giochi d'azzardo. Maledetto liberalismo, perché questo vuol dire favorire le 10 grandi società per azioni che lucrano sul gioco di azzardo. E questo avrà un solo risultato: mandare alla malora gente disarmata, gente che cerca la fortuna perché non ha più nessun'altra risorsa a cui potersi appellare. A questo punto il segretario degli artigiani di Mestre chiede che anche gli uffici pubblici siano aperti tutte le domeniche. Tengono aperti anche i servizi pubblici il sabato mattina o la domenica mattina, perché se questa gente lavora, è costretta a lavorare con i loro dipendenti, non hanno tempo per andare a fare quelle pratiche che invece sarebbero necessarie tutti i giorni per la loro vita. Per Massimo Zanon, presidente veneto di Confcommercio, quando si dice che così ci si è adeguati all'Europa, si dice una cosa non vera. Non c'è invece un paese in Europa che ha questa legislazione attiva. E non è vero nemmeno che le aperture indiscriminate facciano guadagnare di più la grande distribuzione. E neanche aggiungendo la domenica non riescono a fare i fatturati che si erano prefissi, quindi hanno la bocciatura su tutta la linea, ma non vogliono accettare perché si sono già posti altri obiettivi, cioè tra grossi qualcuno deve saltare anche tra loro.